Allora, tenere aperto o chiudere le domeniche? Questo è il punto interrogativo di cui stiamo discutendo questa sera. Allora, per sentire la voce di chi lavora e di chi ha lavorato all'interno dei centri commerciali, ascoltiamo una testimonianza allora, e del perché, appunto. Adesso sentiamo poi se è a favore o contraria alle aperture domenicali. Ascoltiamola. Avendo appunto lavorato per molti anni nel settore commerciale, io sono assolutamente favorevole che ci siano le chiusure domenicali, se non altro per il fatto di poter pensare di avere quella giornata dove non avere il fiato corto, dove avere un respiro più lungo per poter stare con gli amici, con gli affetti, con la famiglia. Quel tempo andrebbe recuperato e mi auguro proprio veramente in questo senso di ritornare indietro. Mi permetto anche di dire che, per quanto è il mio pensiero, smentisco che si possano perdere posti di lavoro perché le chiusure, qualora fosse, da smentire. Quella è tutta un'altra cosa, quindi non è che si va nemmeno ad aumentare i posti di lavoro, assolutamente. Se poi ci sono delle persone che per altri motivi, per altre situazioni eccetera, e chiedono di lavorare anche il sabato e la domenica, ma ben venga, però comunque, e qui è tutto quanto da discutere, ecco, per quanto mi riguarda negozi chiusi alla domenica. Se poi c'è qualcuno romantico che ama fare lo shopping alle 10 di sera, si rassegna e lo farà in altri orari. Ecco, questa è la voce di un'ex lavoratrice, ma è un dato di fatto, Agio, che questa liberalizzazione, questa apertura selvaggia ha portato anche a condizioni, tra virgolette, di sfruttamento dei lavoratori. Sono cambiate tutte quante le regole riguardo a quello che era il piccolo commercio nei confronti della grossa distribuzione, dove gli orari di queste ragazze che vanno praticamente a lavorare si trovano compromessi a turnazioni incredibili, domeniche continue, che capisco magari che si possa fare almeno una domenica a casa, e questo sarebbe secondo me un concetto da mettere su legge, che almeno una domenica, ma queste lavorano tutte le domeniche, cioè tutte le sante domeniche. Queste signore qui devono andare quando sono a casa i figli. Mi è successo poco tempo fa una ragazza che è venuta ad acquistare nel mio negozio e mi diceva: guarda, mio marito, hanno fermato mio marito degli amici perché sinceramente vedono sempre con mie figlie e mi hanno domandato se mi sono separata. Cioè sembrano cose ridicole perché raccontarle sembra, però è la realtà di vita di persone che si trovano in condizioni veramente drammatiche. Noi abbiamo Fabio che è andato a Assisi e ha preso il figlio, l'ha alzato, e il Papa ha preso la lettera del figlio perché lui e moglie lavorano su 2 centri commerciali diversi. Il figlio ha dato questa lettera al Papa, il Papa poi gli ha telefonato, siamo andati anche dal Cardinale Morale e praticamente cosa aveva detto? Io vado a messa coi nonni. Persone che devono lasciare all'appartamento vicino il figlio, perché per fortuna il vicino gli tengono i figli, perché i 2 non possono avere i nonni per tenere i figli in periodi di domeniche, in periodi. Cioè la situazione è veramente drammatica. Volevo riprendere quello che diceva prima la signora, dove parlava dei dipendenti della grossa distribuzione. Questi sono i giornali, sono organi di informazione. I dati che io prima ho citato li ho presi perché giustamente nei confronti dei cittadini voglio essere chiaro. Questa è audizione 10ª Commissione Industria, Commercio, Turismo della Camera. Questi sono dati scritti, chiari, e li ho qua. Ecco, i dati che prima avevo citato, i 100.000 negozi che sono stati chiusi e la GDO che è passata dal 35,9%, 46% nel 2012, attenzione, in 3 anni è passata al 74%. Questa è la verità delle domeniche. E volevo farvi osservare che questi giornali non portano questi dati. Cosa dicono? E qui ne ho 2 o 3, ma sinceramente non voglio dare i nomi dei giornali. Si perdono consumi e 40.000 posti di lavoro. Questo è un altro giornale, stesso giorno, un altro giornale, 400.000 posti di lavoro. Allora, scusate, o questi sono organi di informazione o questi sono organi di disinformazione, perché le informazioni, le ho detti prima, allora se questi sono organi di informazione devono dire le informazioni esatte. In Germania nel 2009 avevano praticamente portato da 5 domeniche a 10 domeniche, sto parlando del 2009, eravamo le aperture o le chiusure? No, erano praticamente 5 domeniche avevano di aperture, hanno portato a 10 domeniche. Bene.
sono andati in Corte Costituzionale, è andata la Chiesa Cattolica e Chiesa Evangelista. È andata in Corte Costituzionale e il giudice, quando è uscito dalla Corte Costituzionale, ha detto: signori, ci sono già 6 giorni per fare la spesa, non serve il settimo, e sono passati a 5 domeniche. Qui ho l'articolo giornale del Corriere della Sera che dice che praticamente la Germania sta facendo scelte contro l'economia. Bene, benissimo, la Germania sappiamo dov'è e noi sappiamo dove ci siamo. Noi con un referendum, e io sottolineo perché siamo tutti uguali, viviamo tutti nella stessa Repubblica. È una cosa fondamentale. Il popolo, noi, sovrano, ha detto di no alle domeniche, e adesso, se posso, vorrei riprendere qual è stato il curriculum di questa legge. Il 14 agosto del 2011, ricordiamo, il 14 agosto 2011, il signor Berlusconi si è permesso di fare un decreto legge. Nessuno ricorda questo, nessun giornale ricorda questa cosa. Decreto legge, la più grande rivoluzione commerciale mai esistita in Italia dal dopoguerra. 24 ore su 24, 365 giorni, e ha tolto le deleghe alle regioni dopo 42 anni. I deputati, i senatori, 15 di settembre, 15 di ottobre non hanno ratificato il decreto legge. No, non l'ha, ha detto questo ha preso un colpo di sole in Sardegna e praticamente cosa sta facendo? Bene, andiamo al 28 di dicembre 2011, scatolone Salva Italia. Il signor Monti, e questo è lo sbaglio, perché non l'ha fatto il signor Monti, ha preso il mouse e ha fatto copia e incolla punto e virgola del decreto legge di signor Berlusconi e l'ha messo dentro gli scatoloni del decreto legge Salva Italia. Questa legge non ha avuto un iter normale, signori. Bene, i stessi deputati e i stessi senatori l'hanno votata. E allora, che accordi sono stati presi tra la destra e la sinistra per passare questo maloppo in mano al signor Monti e fare questa legge che il popolo italiano sovrano aveva detto di no? Allora, se il popolo sovrano italiano ha detto di no a questa legge, volete dirmi chi ha voluto questa legge? Io qui ho petizione popolare raccolta anche qui a Padova. Se la tiene davanti a sé la possiamo mostrare anche, la inquadriamo con la telecamera. Che è stata fatta nel 2013 mi sembra, dove praticamente abbiamo raccolto 150.000 firme. Petizione popolare, Confesercenti, CEI, c'eravamo anche noi. 150.000 firme. Petizione popolare che poi è stata discussa alla Camera, è stata votata per 6 domeniche, è andata dentro un cassetto per 3 anni o 4 anni al Senato, ed è rimasta lì. Ieri l'altro un giornale dice perché non hanno avuto tempo a farlo. Il signor Marcato Roberto, che ringrazio perché sinceramente ha fatto firmare un documento a tutte le regioni, cioè a tutte le regioni d'Italia hanno firmato un documento che vogliono cambiare la legge sulle domeniche, sottoscritto da tutte le regioni e tutti i deputati e i senatori che erano in lista per entrare al governo quest'anno. Bene, cosa volevo dirvi? Praticamente noi non possiamo far finta di niente su tutte queste cose qui. La realtà è che la legge non è stata voluta dal signor Monti, oppure non è stata voluta dagli italiani. La legge è stata voluta dalle grosse istituzioni, di quali, e finisco, mi scusi perché sono passate in 2 anni, hanno dato il 30% e hanno fatto chiudere 110.000 negozi. Allora, non ci sorprendiamo quando in questo periodo di 5 anni la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno combattuto insieme a noi per modificare questa legge, per cambiare questa legge. Chiaro, e adesso siamo qui per discutere, per capire come modificarla. Noi siamo andati a chiedere anche alla Chiesa cosa ne pensa, no? E abbiamo incontrato Don Marco Cagol, che è il responsabile della Commissione Triveneta per la pastorale sociale. Sentiamo come ci ha risposto. Il tema vero, cioè la parola chiave, è la regolamentazione, cioè dare delle regole. In Italia è uno dei paesi europei, e ce ne sono anche altri, ma non sono, diciamo così, la maggior parte, anzi vorrei dire che i grandi paesi tipo la Francia, la Germania, anche l'Austria, eccetera, quantomeno hanno una regolamentazione, cioè non c'è la liberalizzazione totale, che poi fa nascere ogni anno la questione Natale, Pasqua, Ferragosto, eccetera, eccetera, cioè
è proprio l'idea di dire diamoci delle regole, ecco, non è la questione di imporre una chiusura generalizzata a tutto e a tutti, ma diamoci delle regole, ecco, che possano in qualche modo tutelare, contemperare le esigenze anche legittime per certi aspetti dei consumatori o delle città turistiche, eccetera, ma dall'altro anche quella dei lavoratori. Gli antichi padri della Chiesa dicevano non possiamo vivere senza domenica, no? Ma era proprio l'idea di dire per poter vivere la vita, la settimana, il lavoro, c'è bisogno anche di ritemprare non solo il corpo ma anche lo spirito, ecco, per cui è chiaro che una società che a un certo punto si è data anche un giorno in cui questa dimensione poteva essere condivisa perché era un giorno uguale per tutti, ecco, secondo noi è stato un fattore di civiltà e di evoluzione, ecco, verso una libertà, ecco, dal traffico, dal commercio, dall'occupazione, cioè è un elemento di sviluppo, una società che dice beh, un giorno ci possiamo fermare, ci possiamo permetterci di fermare. Certo, purtroppo non è per tutti così, ecco, in altre culture dove non c'è questo ritmo settimanale, questa idea del settimo giorno tipicamente biblica, poi neanche cristiana in origine, ma del mondo, diciamo così, biblico, dell'Antico Testamento, è un elemento, ecco, come dire, di evoluzione, di grande livello, ecco, anche sociale, culturale, umano, ecco, per cui diciamo così disperderlo in maniera così totale, ecco, ci sembra una regressione, ecco, a noi sembra un fattore appunto di sviluppo, è una civiltà più avanzata quella che si può permettere questo. È vero che economicamente si dice ma non conviene, anzi crea sviluppo, crea occupazione, a parte che quando si dice che si crea occupazione bisogna sempre anche andare a vedere la qualità di quella occupazione. Poi è vero che possono esserci delle categorie particolari, penso agli studenti, che possono anche avere piacere di avere un piccolo lavoretto, ecco, ma allora in questo senso serve regolamentare, ecco, dare una regola, una regolamentazione, proprio per far sì che siano meno possibili le categorie o le realtà che soffrono a ragione di questa liberalizzazione indiscriminata. Allora, una civiltà evoluta, dice Don Cagol, una civiltà avanzata, quella che ha la possibilità di avere un giorno in cui si ferma. Zanona, lei cosa dice? Ma prima di tutto credo che ognuno di noi non è solamente un imprenditore, non è solamente un lavoratore o dipendente o indipendente, è un cittadino. E trovare una sintesi che possa dare soddisfazione a tutte queste sfaccettature penso sia una cosa di intelligenza che si può oggi confrontare anche con gli aspetti che prima erano sconosciuti e ammettere di aver commesso degli errori da parte di chi è amministratore di uno Stato non è un segno di debolezza, è un segno di intelligenza. Qual è stato l'errore? L'errore è stato quello: io cambio il sistema commercio in Italia perché voglio aiutare il consumatore. In realtà, lo abbiamo visto dopo tanti anni, che il consumatore è sempre usato per essere il veicolo per fare sviluppo delle attività economiche e chi ne ha approfittato di questo, perché andiamo a guardare sotto, chi è che gestisce questi grandi imperi? Prima di tutto non sono i commercianti, ma sono le speculazioni immobiliari. Perché le grandi città hanno fatto crescere come i funghi migliaia e migliaia di metri quadri? Ne sono stati aperti troppi di centri commerciali, ad esempio. Questo è un altro aspetto. Se non si danno delle regole è certo che già iniziano a chiudere anche in Veneto e non solamente in Lombardia, come già citato prima, e in tutta Italia. Già più di qualcuno, l'esempio di chiusura totale c'è stato, fallimento. Ma non è su questo che noi facciamo il tifo. Noi vogliamo cercare di immaginare che nessun sindaco possa più permettersi di speculare sulla pelle dei propri cittadini, facendo crescere in una zona dove magari la campagna è ancora ricca, bussolotti o costruzioni che del valore minimo vengono proposte da un affitto stratosferico, anche se oggi non è la stagione ideale, e che poi chi ci lavora dentro deve fare un contratto, perché tutti sono i piccoli, sono dei proprietari di impresa, ma non sono i gestori, che sono anche loro iscritti a un girone dell'inferno, dove possono solo accettare
le imposizioni non hanno nessuna libertà. Cioè, chi è dentro al centro commerciale deve stare alle siccome regole, qualcuno diciamo... già prima l'ha detto, 12 ore aperti tutti i giorni e anche la domenica sono altre 12, non sono 72 ore dove si guadagna sistematicamente o 84 ore, sono molte ore morte, ma non bisogna presidiarle. Allora questo non è una libertà del lavoro, questa è una scelta che è stata fatta libera, ma che in realtà se poi uno la paga. Certo, quindi si può cercare di dare un po' di respiro a tutti senza far morire nessuno. Certo, Rovelli, il rischio dell'e-commerce, prima ne abbiamo accennato soltanto, no? Però c'è la possibilità, e i numeri poi lo dicevano, cioè di una crescita ulteriore del commercio online. Per i piccoli commercianti, prima si era accennato, no? Al fatto di poter comunque creare qualcosa anche per, non so, potrebbe adesso per Padova, potrebbe essere il centro di Padova che avesse un suo, come dire, la possibilità anche per loro di vendere online eventualmente, potrebbe essere una strada. Guardi, adesso leggevo prima che venivo invitato anche a valutare il discorso di il commercio online si combatte con una infatti io non cioè se c'era stato un telespettatore che aveva scritto. Allora a me quello che sarebbe piaciuto proprio per evitare di continuare a mettere pezze, cioè se la camera d'aria è da cambiare, a questo punto mi auguro con il governo del cambiamento, tra parentesi senza avendo neanche più di tanto agganci o situazioni per le quali deve portare avanti certe decisioni, l'auspicabile sarebbe appunto una ripresa in mano e a questo punto una profonda analisi di tutte le leve che a questo punto fanno sì che il cliente abbia come opportunità per fare commercio. Perché è ovvio che quando io prendo i dati di Amazon, prima vedevo che passava Amazon, ma quando vedo che ha 566.000 dipendenti, 188 miliardi di dollari, vedo che cresce costantemente a 2 cifre e per più anni la prima non è manco stato l'1 ma il 2, è ovvio che tutte queste sono tutte vendite che vengono cannibalizzate dal commercio, piccolo, medio, grande che sia. Certo. Le dinamiche oramai ampiamente studiate di negozi che fanno da showroom, io entro nel negozio, mi provo la mia scarpa, guardo il colore eccetera eccetera e poi me la vado ad ordinare su quelli. Io ho un negozio in cui sono anche access point per un'azienda, per un corriere che di fatto lascia lì i pacchi dei clienti, perché adesso hanno anche pensato a strumenti molto intelligenti ma anche per ridurre, e io vedo di quelle robe che sono impressionanti con persone insospettabili che invece acquistano con grande determinazione prodotti sui vari soggetti, i vari players internazionali. Quindi voglio dire, il commercio online è auspicabile che un imprenditore piccolo, ovviamente non tutti i settori, cioè si prestano, nel certo, food o nel take away, cioè non è che puoi ordinare da Amazon un gelato, cioè se c'ho voglia lo prendo, se aperte la gelateria certo, bene, certo, alcuni settori. C'è del virtuosismo. Adesso vorrei citare un bellissimo libro che si chiama Il negozio nell'era di internet, edito da Confcommercio, con collana Lebus. Lì c'è dentro tutto, lì c'è scritto tutto. Sono alla seconda riedizione, io ogni anno lo rileggo, ce l'ho dal 2014, lì c'è dentro tutto. Poi ovvio che tra il dire e il fare... Ti regaleremo l'iscrizione. Come? Ti regaleremo l'iscrizione. No, ma io Fabio Fulvio poi lo conosco personalmente, cioè lì c'è dentro tutto. Ovvio che poi nel marasma di tutto quello che devi fare, una parte delle regole, perché prima si parlava di relazione, ma sapete qual è una delle motivazioni per cui non si compra online? Mancanza di relazione col venditore. Non compro perché non so chi c'è dall'altra parte. È la regola numero 1, cioè è il motivo numero 1 per cui perché non compri online? Non capisco. Ecco, il negozio invece ha questa grande opportunità, per cui io mi auspico che si colga questa sana volontà di, come dire, rivedere, perché sono d'accordo sul fatto che se c'è qualcosa di sbagliato, meglio di questo governo, in questo contesto che si chiama che il governo del cambiamento, prenda bocce ferme, coinvolga chi deve coinvolgere, analizzi in maniera critica, valuti il tutto, perché comunque gli strumenti per valutare il tutto ci sia, e poi si agisca. Insomma, io mi auguro, come dire, auspico che venga presa questa... È fiducioso, sì, insomma, io... lei è fiducioso, Zanon, lei ha fiducia invece, sì? Cos'è, scusi, Conte? No, mi ricordavo sempre quella campagna che abbiamo fatto per fermare
l'avanzata delle farmacie, tanto quella è una farmacia comunale. È una cosa che le è stato molto a cuore. Ma l'abbiamo vinta, no? Quelle battaglie che si vincono sono sempre pochette e quindi penso che questa poi è stata di rilievo nazionale. Ma in quella occasione noi abbiamo poi raccolto delle firme, c'erano, se ben ricordo, 36.000 nel contesto di Venezia, e la cosa importante è che lo slogan del manifesto era non riaccendere le insegne, riaccendere le luci della città. Cioè l'insegna non è la luce del negozio, è la luce della città. E quindi quando noi difendiamo questa situazione che io chiamo vicinato, io ho in mente, dico Venezia, ma credo che oramai la famiglia composta da un solo ugnolo, da un solo componente, a Venezia ha superato il 50%. Quindi voi immaginate cosa vuol dire. Naturalmente poi l'età ahimè segna la caduta di mobilità, perché anche la patente adesso te la danno con la cadenza del tuo onomastico, tuo dato di nascita, e quindi l'età che fa cadere la mobilità ti rende prigioniero di un perimetro sempre più stretto. Se in quel perimetro io non c'ho niente, sono proprio finito. Quindi io credo che di questo bisogna farci carico ogni tanto, e mi batto su questo, e naturalmente non è che posso fare qualcosa quando tutte le insegne sono spente, è un po' tardino. Quindi io auspico e ribadisco questa strategia urbanistica globale di tutelare la relazione, di tutelare i luoghi di socializzazione. I negozi sono sotto questo profilo un fatto importante, creano, perché poi anche le periferie, sempre un altro problema, le periferie senza questi negozi di vicinato sono proprio abbandonate. Diventano chiaramente delle zone. Mi spiegavano gli urbanisti, io non è il mio mestiere, che laddove viene a mancare il flusso proprio di circolazione delle persone è inevitabile appunto che le luci si affievoliscono e all'ombra cresce malavita, il disordine, eccetera, eccetera. Voi avete mai visto uno spacciatore sotto un lampione illuminato? Lo vedete all'angolo di una colonna all'ombra, è evidente la metafora. Eccolo qua, vediamo questo messaggio di Luigino Boscolo. Luigino Boscolo le dice: la programmazione delle aperture e degli orari deve tornare ad essere più quelle di Natale, poi la grande distribuzione ha voluto fare cappotto, in questi 7 anni la concorrenza fatta sulle aperture domenicali ha distrutto il tessuto del commercio tradizionale. Ecco, questo è un Lui difende i lavoratori, fa bene il suo lavoro. Certo. Allora, Roberto Aggio, in tutto questo c'è da auspicare anche non solo la tutela del piccolo commerciante, ma anche possibilmente, come dire, un miglioramento anche di quelli che sono i contratti e la retribuzione dei lavoratori. Sì, ci sono situazioni sui centri commerciali che delle commesse che sono veramente compromettenti, dove sinceramente il 30% che era stato stabilito riguardo all'aumento domenicale non viene dato. Abbiamo delle commesse, una addirittura che è una coordinatrice a livello nazionale, la chiamiamo Bianca, non è il suo nome, che lavora su una grossa distribuzione, perché la paura è quella che venga ricattata. Sono situazioni dove sinceramente si vive in un compromesso che secondo me è impensabile, quello che è uno Stato civile. Contratti fatti con cooperative, orari ti fanno fare 2 ore, poi devi aspettare altri 2 ore, poi devi ritornare altri 2 ore, cioè queste sono situazioni che non so chi riesca a mantenere, a vivere in queste realtà. Ecco. La cosa più importante è che sinceramente, questa non è una sorpresa perché lo sapevamo, mi sorprende invece che tutti gli organi di informazione, e ripeto che per me sono di disinformazione, qualcuno li manovra e questa è la realtà, sinceramente non è una sorpresa ciò che ha detto Di Maio, sono 5 anni sia che il Movimento 5 Stelle e soprattutto la Lega che ha fatto un'altra proposta, che addirittura la Lega ha proposto 4 e 4 domeniche, addirittura 8 domeniche. Voglio sottolineare invece il fattore di Di Maio dove parla di una turnazione, è pericoloso.
cioè è difficile mettere io apro questa domenica, tu apri l'altra domenica, cioè diventa un disastro. Io ricordo che mi trovavo al Confcommercio a Treviso quando dicevamo le domeniche a livello provinciale e c'era già allora delle discussioni per tutte le domeniche, per tutti sto parlando. Provate a pensare a quando io apro quella, tu apri quella, no, ecco, questo per me non è possibile. Non è percorribile questa strada. Quello che dicevo prima su Di Maio, che su alcune cose è proprio... Sì, su questo secondo me non è possibile. Per me non è, cioè, anzi, io penso che come programma, e dicono anche i giornali che non stanno eseguendo il loro programma, questo era nel programma di uno e anche dell'altro partito. Per cui non è una sorpresa. La sorpresa, mi ripeto, scusatemi, è che non portano i dati effettivi, portano quello che vogliono. Un giornale dice che staranno a casa 400.000 persone, un altro ne dice che ne stanno a casa. Chi è che paga la pubblicità di quei giornali? Cosa andiamo a leggere noi? Ma attenzione, quello che è importante di questo governo è che affronta i problemi, poi chiaramente nessuno ha la verità in bocca. L'abbiamo visto con Monti che doveva fare delle cose eccellenti e abbiamo visto dove sono arrivati, quindi guardiamo anche i governi precedenti se hanno fatto qualcosa di positivo. Io credo che e spesso vengono criticati gli attuali politici perché affermano una cosa, poi rivedono la posizione, allora sono dei voltagabbana, dicono una cosa poi ne fanno un'altra, non è così. Se effettivamente mettono in discussione queste regole è una cosa molto importante, il fatto che poi non facciano il diktat, bisogna fare così come ha fatto Monti o come voleva fare Berlusconi prima, è importante perché chiaramente le associazioni faranno riferimento, interverranno e se abbiamo un politico che è in grado di recepire la richiesta dal basso sarà sicuramente una regola e una legge positiva. Da martedì hanno iniziato in commissione a discutere perché le leggi che ci sono oggi in realtà ripartono da zero, tutto quello che era messo in frigo va buttato. Io mi auguro che questo governo faccia lo stesso con i risparmiatori. Attualmente sta facendo il contrario di quello che ha promesso, parentesi. Non potevano parlare di banche. Io spero che rivedano le posizioni perché mi pare che c'è una certa disponibilità di sentire la base. Non vorrei poi essere contraddetto dai fatti, ma io sono d'accordo, io penso. E questo è importante, non parteggio né per l'uno né per l'altro. Quello che è importante è che la politica senta la base, no? E quando c'è, come diceva precedentemente, c'è un referendum, il referendum va rispettato. Vediamo l'Inghilterra, hanno fatto un referendum che ha dei grossi problemi, crea dei grossi problemi nazionali, però siccome è stato deciso questo, in quella direzione si va. Ma quello che mi domando, i sindacati da quale parte stanno? A voi la risposta. Il sindacato dei lavoratori ha salutato... Quello che parlava prima era uno dei rappresentanti regionali, Boscar. È chiaro da che parte stanno. Dopodiché però la situazione di precarietà, la situazione che qualcuno sta già pensando a ristrutturazione e a perdita di posti di lavoro all'interno della grande distribuzione fa sì che non sia il momento dove tutti sono proprio così forti da poter dire le cose come stanno, però una cosa è sicura, le ferite oggi si stanno recando i piccoli, quelli che hanno già chiuso, ma ce ne sono molti ancora aperti che sono in quella situazione, ma anche la grossa distribuzione, perché come in tutte le cose di buon senso si sa che se in un recipiente da mezzo litro si vuole mettere un litro, metà va fuori. Oggi siamo quasi al doppio dell'offerta rispetto a quello che serve. Ecco, ma il sindacato, oltre a difendere il singolo lavoratore o il gruppo di lavoratori, non dovrebbe difendere anche un certo tipo di mercato che rappresenta la parte sana, diciamo, del commercio? Potrebbe influire in questo... Guardi, sinceramente questa rivoluzione che è stata, cioè i dati che ho dato veramente sono a mio avviso, dopo certamente personale, sono sconvolgenti, cioè mai è successo in Italia che sia state chiusure del genere. Se devo dire, io sono iscritto alla Confcommercio e mi dispiace perché sinceramente magari è proprio da tradizione, noi abbiamo un negozio da tre generazioni e 3 generazioni siamo sicuri, io non ho avuto risposta. Provi a pensare che una volta
lo dico fuori dai denti. Una sera mi sono alzato in una riunione elettorale e ho portato avanti il discorso di fare causa in Corte Costituzionale riguardo al referendum che accennavo prima. Non hanno contato le mani alzate, perché praticamente erano tutto. È stato messo a verbale ed è finito là. Mi capisci? Cioè, adesso, vabbè, però è successo, però è vero, mi capisci? E ne parlo con rammarico, ne parlo anche sinceramente che mi dispiace, perché ci credevo, pensavo che ci fosse un'unità, e prima lei ha sottolineato una cosa che è importantissima e per me è fondamentale, e sinceramente mi rivolgo a chi c'è di là di questo schermo, a tutti noi. Io sono con voi, voi siete con me, abbiamo tutti quanti la stessa carta d'identità. Se voi abbiamo deciso che un argomento che non è domenica, che è qualsiasi, e siamo il popolo e non ci rispettano, troviamoci, facciamo qualcosa, perché nel momento in cui il potere sovrasta e non ci prende in considerazione, vuol dire non c'è più libertà, e questo è gravissimo. Io ho domandato riguardo a questo problema a un professore, non dico il nome perché è stato gentilissimo, addirittura a dire la scorta che non sapevo, di diritto costituzionale all'Università di Padova, staccamento a Treviso. Professore, io ho domandato cosa devo fare per far valere in Italia un referendum. La cosa che mi stringe lo stomaco è che tutti, quando fai questa domanda, sorridono. E anche lui ha sorriso e mi ha detto: quale referendum? Responsabilità dei giudici, sovvenzione ai partiti, quello dell'acqua e quello del nucleare. Ministero dell'Agricoltura. Io ho detto quello delle domeniche. Guardi, il problema non è giuridico costituzionale, il problema è politico e mi ha liquidato. Il problema siamo noi. Nel momento in cui non veniamo rispettati, troviamoci, cerchiamo di fare qualcosa, non facciamo passare acqua come fosse semplice queste cose che sono fondamentali della nostra libertà. C'è gente che è morto per donarci questa libertà, quella che noi abbiamo, dobbiamo trovarci insieme e difenderla. Agio, la devo interrompere perché il tempo scappa via, abbiamo ancora tante cose da dire questa sera. Io ringrazio Massimo Zanon, Presidente di Confcommercio Veneto, grazie a Ruggero Rovelli dell'Associazione Commercianti del Centro di Padova, grazie a Franco Conte del Codacons del Veneto, grazie a Roberto Aggio del Comitato Domenica No Grazie. Adesso noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torneremo ovviamente nelle prossime settimane anche ad occuparci di questo una volta che capiremo qual è la strada e i paletti che vuole mettere il governo. Adesso allora pubblicità, poi rientriamo. Prego. Come rientriamo? Così i nostri spettatori certo, rientriamo con la nostra rubrica, l'appuntamento settimanale con il Memento, e questa sera parleremo proprio di banche. Di cosa parliamo in questo momento? Di banche, parleremo di banche e di quello che è stato introdotto all'interno parleremo dell'ospedale di Padova. Dell'ospedale di Padova, poi parleremo anche di quella che è la vicenda le indagini riguardo appunto il crack delle Popolari Venete, quindi di questo parleremo. Quindi certo, andiamo in pubblicità, ma torniamo subito con la nostra rubrica. A tra poco.